Santurbano nel Padovano, 55enne nasconde nella legnaia di casa i cadaveri di madre e zio, smascherato confessa l'ho fatto per continuare a ricevere la pensione. Autonomia al palo tra rinvii e promesse disattesi, il commento del nostro direttore Luigi Bacciali sull'immobilismo della classe politica veneta riguardo all'autonomia del Veneto che non procede. Associazione mafiosa finalizzata al traffico di droghe e alle estorsioni, sono 19 le ordinanze di custodia cautelare tra Veneto e Puglia, blitz dei carabinieri a Verona e Bari. La frana che domenica incombe sull'abitato di Sciucaz sta per collassare, 6.000 metri cubi di roccia e fango si muovono rapidamente verso le case evacuate. Gareggiavano a 200 km/h lungo l'autostrada 27, inseguiti dalla polizia stradale, i 2 giovani trevigiani sono stati bloccati e denunciati. 2 arresti e 10 perquisizioni in tutta Italia, operazione contro la pedopornografia online della polizia postale, messaggi e foto su una chat frequentata da giovanissimi, arrestato un vicentino. 1500 bambini delle scuole materne ed elementari a lezioni dei vigili del fuoco di Treviso, obiettivo parlare di sicurezza e sinergia. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali, lo avete sentito ora dai titoli, un uomo di Santurbano ha tenuto nascosti in legnaia per lungo tempo i cadaveri della madre e dello zio per continuare ad incamerare le pensioni dei 2 anziani, è stato scoperto solamente per caso. Sentiamo. Lo zio Italo era morto 6 anni fa per cause naturali e la mamma Nerina aveva subito la stessa sorte a dicembre. Ma Federico Bernardinello ha deciso di non segnalare i 2 decessi a nessuno, nemmeno ai parenti più stretti, per non perdere le pensioni dei 2 anziani. È accaduto a Santurbano, ultimo lembo a sud della provincia di Padova, in un casolare a 2 passi dall'Adige. Qui Bernardinello, 55 anni e una vita molto riservata, abitava da sempre con la mamma e lo zio. Le pensioni dei 2 gli erano indispensabili per campare, dato che l'uomo risulta inoccupato da molto tempo. Così, quando nel 2013 lo zio è mancato, all'età di 84 anni, l'uomo ha pensato di nasconderne il corpo in legnaia, senza dire niente a nessuno. L'espediente è stato ripetuto questo inverno con il cadavere della madre. Ma un banale intoppo burocratico, dovuto alla richiesta di un certificato di esistenza in vita da parte della Banca del Paese, ha messo in moto comune e carabinieri, facendo crollare il castello di bugie costruito da Bernardinello. Ecco il resoconto ufficiale dell'Arma dei fatti avvenuti nei giorni scorsi. E quindi i carabinieri sono presentati all'abitazione. Inizialmente il Bernardinello ha finto di non essere in casa, successivamente alle ripetute richieste ha aperto la porta e una volta che ha visto i carabinieri ha subito ammesso di aver nascosti il corpo della mamma e dello zio nella legnaia e di aver tenuto nascosto questo evento per continuare a percepire la pensione. Resta da capire come si è evoluta la situazione nel corso degli anni, ma soprattutto come siano morti i 2 anziani. Le indagini sono ancora in corso, adesso comunque ci sono oltre a tutti gli esami autoptici che ha disposto già la Procura e che verranno effettuati dal medico legale, ci sono tutti anche quegli accertamenti di contorno atti appunto a stabilire esattamente le modalità di questa vicenda. Una vicenda che lascia il cuor pesante per come è maturata, in un contesto di chiusura nei confronti del tessuto sociale del paese da parte di Bernardinello. Il contesto familiare posso dire solamente che sicuramente soffriva un pochettino, viveva un po' ai margini, ecco, della comunità e comunque mi permetto di evidenziare, insomma, la presenza diffusa dell'Arma sul territorio che ha consentito anche in questo caso in poco tempo di portare a un risultato concreto. Bernardinello è ora ricoverato in psichiatria. Per lui, almeno per il momento, solo una denuncia per occultamento di cadavere e truffa. E la scoperta dei cadaveri dei 2 anziani ha destato grande impressione in paese. Santurbano è un minuscolo comune di neanche 2000 abitanti, suddivisi in 4 frazioni. Un piccolo mondo antico nel quale il susseguirsi delle campagne è spezzato solo dall'Adige, uno di quei posti in cui sembra non capitare mai niente, nei quali invece può succedere che un uomo nasconda i cadaveri della madre e dello zio in legnaia per non perderne le pensioni. Poi, quando i bubboni scoppiano, la comunità viene colpita da quel che non aveva saputo vedere. Perché effettivamente siamo un piccolo comune, però abbiamo comunque dei servizi sociali molto efficienti. Abbiamo un'assistenza sociale fissa, per esempio, cosa molto rara.
abbiamo un'assistenza domiciliare molto efficiente. Siamo in stretta collaborazione anche con l'unità pastorale proprio per meglio intervenire anche su questi casi, ci confrontiamo spesso, però ahimè questo conferma in effetti che queste persone vivevano un po' anche ai margini del paese, della comunità. Proprio dall'amministrazione è partito l'input che ha permesso di scoprire quel che aveva fatto Federico Bernardinello. Ecco come si sono accorti i dipendenti comunali che qualcosa non andava per il verso giusto. Di fatto il Bernardinello si occupava anche della pensione appunto dello zio e della madre, però recatosi in banca e quindi a seguito della richiesta da parte del direttore della filiale di un certificato di esistenza in vita di questi signori, la responsabile ha chiesto effettivamente se c'era qualcosa, come stavano e se c'era qualcosa che non andava. E lui ha risposto che stanno abbastanza bene ma sono ricoverati all'ospedale di Trecenta, al che i servizi sociali si sono attivati subito per fare una verifica negli ospedali del circondario. Tutte le verifiche hanno dato esito negativo ed è scattato il blitz nel casolare di via Adige. E da qui quindi la telefonata ai carabinieri e ahimè con la scoperta tristissima che sappiamo. I risvolti sociali della vicenda toccano molto da vicino la vita del paese. Ma guarda, non ho parole, non saprei neanche io. Fa star male, Fa star male. Fa star male. Forse un po' di ma non neanche indifferenza, perché come dicevo anche prima, ce ne sono tante persone qua anziane che da anni che non vedi, tu vedi il figlio e gli chiedi come stai? Come sta tua mamma? Sta bene? Basta, non ti fai più la domanda, hai capito? Tutto qua forse. Autonomia al palo tra rinvii e promesse disattese, il commento del nostro direttore Luigi Baccialli sull'immobilismo della classe politica veneta riguardo l'autonomia del Veneto che non procede. Sentiamolo. Quella dell'autonomia differenziata, che ancora non c'è, una delle pagine più vergognose della storia repubblicana. Sottolineo repubblicana perché in questo caso la democrazia, il cosiddetto popolo sovrano e la Costituzione vengono volgarmente calpestati da chi ha una sola e unica preoccupazione, non quella di proteggere i cittadini da presunte ingiustizie e discriminazione, come insinua chi parla per esempio di secessione dei ricchi, ma quella di perdere potere, prebende e privilegi. Tanto è vero che non è la popolazione del Sud a temere l'autonomia, ma le solite caste, le solite lobby, le solite consorterie dei politicanti e dei corrotti. Pensate, sono passati 580 giorni da quel 22 ottobre 2017 che vide 5 milioni tra veneti e lombardi correre alle urne per il referendum. E da allora è iniziata la farsa degli annunci, dei tira e molla, dei preaccordi, dei rinvio, dei distinguo, delle date storiche fissate e posticipate, del vedremo e del faremo. Il Presidente del Consiglio Conte e il Vice Premier Di Maio a parole dicono di volere l'autonomia, ma in realtà non muovono un dito. Lo stesso Salvini ormai sembra preferire la lotta alla cannabis alla pressante richiesta di libertà del Nord. Una presa per i fondelli bella e buona, una scandalosa mancanza di rispetto non solo nei confronti del Ministro Erika Stefani, ma di una intera comunità. Ora la pazienza è finita, la misura è colma. Il Ministro Fontana, Lorenzo Fontana, ai nostri microfoni pochi giorni fa aveva minacciato le dimissioni nel caso l'autonomia non fosse arrivata subito. E alla Ministra Stefani, comprensibilmente indignata dal silenzio assordante che la circonda e dall'immobilismo dei parlamentari veneti che, ricorderete, avevano anche firmato un patto per lottare per l'autonomia negli studi di Focus, abbiamo suggerito di andarsene sbattendo la porta, se non altro per una questione di dignità personale. Tutti i fautori dell'autonomia tradita oggi hanno una splendida occasione, una splendida opportunità, dimostrare di essere uomini e non mezzi uomini e nemmeno ominicchi. Tirino fuori gli attributi questi signori, tirino fuori gli attributi e come minimo battano un colpo, alzino la testa, alzino la voce, non dopo il voto del 26 maggio che sarebbe troppo comodo, sapendo che il governo dei Dioscuri potrebbe cadere, ma subito, adesso, immediatamente, dimostrino di avere veramente a cuore l'autonomia
gli interessi dei veneti e non le poltrone che si stanno limitando a scaldare. Siamo alla cronaca, un altro colpo alle infiltrazioni mafiose nella nostra regione, blitz dei carabinieri tra Veneto e Puglia. Per la prima volta abbiamo una presenza della criminalità organizzata mafiosa, diciamo così, pugliese nel territorio veneto. Non c'erano stati segnali di questo tipo e mi pare che addirittura non ci siano segnali in tutto il nord Italia. E questo naturalmente ci allarma perché ci dà questa sensazione di un territorio in cui è abbastanza semplice radicarsi e operare in maniera criminale. Vasta operazione dei carabinieri, oltre 200 tra le province di Bari e Verona per sgominare l'attività del clan camorristico barese di Cosola infiltratosi nella nostra regione, in particolare nel Veronese. 19 le persone arrestate, metà in carcere, metà ai domiciliari, ritenute a vario titolo responsabili di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti tra la Puglia e il Veneto. Gli arrestati sono sostanzialmente 2 nuclei familiari organizzati in maniera gerarchica tra di loro e con collegamenti con la mafia pugliese. I provvedimenti sono stati emessi dal GIP del Tribunale di Venezia su richiesta della Procura della Repubblica di Venezia, direzione distrettuale antimafia, che ha diretto le indagini iniziate nel 2016, da cui è emerso che un affiliato al clan operante da una ventina d'anni nel Veronese dirigeva il traffico di marijuana e cocaina dalla Puglia, che giungeva in Veneto tramite pacchi contenenti ricambi per automobili inviati con corriere espresso a ignari artigiani e meccanici, oppure con corrieri tramite bus. Siamo partiti da alcune denunce presentate da piccoli artigiani di Verona e da lì abbiamo iniziato un'attività particolarmente articolata che poi ha terminato per provare l'esistenza di questo sodalizio costola della criminalità organizzata pugliese. L'approvvigionamento permetteva e utilizzava dei corrieri o dei corrieri espresso che partivano inconsapevoli, che partivano dalla Puglia e arrivavano a Verona, oppure come vere e proprie persone che la portavano addosso e la portavano nelle valigie con gli autobus da Bari fino a Verona. Poi chiaramente inconsapevolmente costringevano gli artigiani a ritirare questi pacchi che poi li consegnavano. Con questa operazione è stata disarticolata l'attività del clan, ma l'attenzione in Veneto resta alta. È da tempo che andiamo dicendo che ormai la criminalità organizzata è non solo infiltrata ma presente nel territorio veneto. C'è stato sicuramente un ritardo complessivo nell'intervento, stiamo cercando di bruciare i tempi per eliminare o comunque per controllare il più possibile queste penetrazioni. Ed ora andiamo invece nel Bellunese, dove la frana di Schiucaz sta collassando, si muove velocemente e le piogge dei prossimi giorni renderanno la situazione ancor più complessa. Il paesino nel comune di Alpago continua a tremare, i 6.000 metri cubi di roccia e fango continuano a scendere rapidamente, la frana di Schiucaz sta collassando e per ora non si può fare nulla, ha spiegato l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin. Per il momento non si può fare nulla perché intervenire lì c'è il rischio che venga giù tutto insieme, quindi se mandiamo scavatori o operatori sotto metteremo a rischio la loro incolumità, stessa cosa se li facciamo lavorare sulla parte alta della frana, quindi in questo momento bisogna aspettare che si stabilizzi o che venga giù, non ci sono alternative. I temporali previsti nelle prossime ore rendono la situazione ancora più complicata. Ci sono vari scenari, il peggiore è che i tiranti che tengono sul muro della strada basta che ne salti uno, poi saltano tutti gli altri con effetto domino e quindi viene giù tutto il corpo di frana e investe anche le case. Questo è lo scenario peggiore. Lo scenario migliore è che venga giù a pezzi come ha fatto fino adesso, arrivando solo sulla strada e non investendo le case. Il paese di 17 abitanti rimane evacuato, la gente guarda e spera solo in un miracolo, ma la frana continua a scendere ed il rischio è sempre più alto. Ed ora ci spostiamo invece nel Trevigiano, gara clandestina a folle velocità lungo la A27, fermati e denunciati dalla polizia stradale 2 automobilisti.
Sfrecciavano in A27 impegnati in una vera e propria gara clandestina lungo la carreggiata in direzione Belluno dell'autostrada. A notare le due vetture, una pattuglia della Polstrada di Treviso che in Borghese era impegnata nei controlli predisposti in occasione delle recenti festività. Si sono visti sfrecciare queste due macchine, queste due BMW Cabrio a fortissima velocità che facevano queste operazioni praticamente di scambi repentini di corsia, una dietro l'altra, si superavano, facevano una vera e propria gara. Ne è nato un inseguimento ad altissima velocità. Solo dopo una trentina di chilometri e non poche difficoltà gli agenti sono riusciti a bloccare le due fuoriserie. Sono riusciti a farli fermare con non poche difficoltà, devo dire, perché la manovra è stata assolutamente piuttosto complicata, vista la velocità e visto anche il traffico, e lì hanno contestato tutte le violazioni del caso previste per chi gareggia sulle nostre strade. I due giovani automobilisti, uno di 28, l'altro di 30 anni, trevigiani, sono stati denunciati per aver ingaggiato una competizione su strada pubblica, punito con la reclusione da 6 mesi ad 1 anno e la multa da 5.000 a 20.000 euro, nonché la sospensione della patente da 1 a 3 anni. Le due auto sono state confiscate. 7 profughi di varia nazionalità sono stati rintracciati a Verona all'interno di una cisterna contenente mais su un treno proveniente dalla Serbia. È stato uno degli stranieri a chiedere aiuto alla polizia ferroviaria di Verona. Si tratta di un cittadino marocchino che parlava a stento l'italiano e che riferiva di essere chiuso all'interno di un treno insieme ad altri 6 extracomunitari. Immediate ovviamente le ricerche del treno proveniente dal confine orientale. Rintracciato il convoglio sono state trovate 7 persone di sesso maschile da tra i 20 e i 25 anni, di cui 5 hanno dichiarato di essere afghani, uno proveniente dal Marocco e un iraniano probabilmente minorenne. È partita da una segnalazione internazionale la vasta operazione contro la pedopornografia online, immagini diffuse su un social di messaggistica, 10 le perquisizioni, 2 gli arresti. C'è anche un minorenne tra le 10 persone coinvolte nelle indagini su scala nazionale della Polizia Postale e delle Comunicazioni del Veneto. 10 le perquisizioni a carico di soggetti che attraverso i social di messaggistica Kik detenevano o erano in grado di procurarsi immagini pedopornografiche. 4 in totale le perquisizioni in Veneto, a Venezia, Verona e Vicenza. Nella città berica uno dei 2 arrestati, un giovane di 22 anni. Sono stati arrestati 2 soggetti nell'ambito dell'operazione X-Force. Noi abbiamo proceduto all'arresto di un soggetto in provincia di Vicenza per ingente quantità di materiale pedopornografico. Il secondo arrestato è un 47enne di Alessandria. Nasce nel 2010 Kik, un social che ha raggiunto subito milioni di utenti. Che è un servizio di messaggistica dove vari utenti si possono registrare e poi scambiare contenuti, anche social, quindi si può considerare anche un social da questo punto di vista. Un'attività nata dall'alert trasmesso dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, che aveva segnalato numerosi utenti dediti allo scambio di materiale pedopornografico attraverso il social. Indagini che adesso proseguono per stabilire l'origine di questo raccapricciante materiale. Viaggiava a bordo di un pullman della SVT di Vicenza senza biglietto e durante la verifica dei titoli di viaggio da parte del personale dell'azienda prima si è rifiutato di esibire il documento, poi ha aggredito i 2 controllori cercando di scappare. Il passeggero alla fine è risultato essere un cittadino extracomunitario di 34 anni ed è stato bloccato da un carabiniere in forza alla SETAF di Vicenza che viaggiava fuori servizio a bordo del mezzo pubblico. Il 34enne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. La situazione delle infrastrutture del Veneto è critica, le Camere di Commercio mandano un ultimatum al governo perché questa regione rischia di rimanere indietro. Sentiamo. Per rimanere competitivo al Veneto è rimasto poco tempo e una sola strada da seguire, che lo Stato si accorga quanto sia necessario lo sviluppo delle infrastrutture, quelle opere che nel campo dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni siano accessibili a basso costo per consentire al Veneto di crescere e che invece oggi vedono il Veneto pericolosamente fermo e con il processo per l'autonomia a rischio, come denunciano le Camere di Commercio della nostra regione. Non si può andare avanti su questa strada del no continuo, tagliati fuori da tutte le progettazioni,
da eventuali potenziamenti. Il Veneto è l'unica regione del nord Italia e quindi una regione dal punto di vista economico importante che non ha un valico verso la Germania. Sostenere l'economia del Veneto, va ricordato, significa sostenere l'economia nazionale, ma nonostante il peso economico di questa regione c'è poi qualcosa che non funziona quando si tratta di fare investimenti. Ricordiamo che il Veneto è la seconda regione per esportazione, assieme alla Lombardia e all'Emilia Romagna noi contiamo per il 50% del prodotto interno lordo, quindi più di così. Cancellato il treno del mattino da Padova a Roma e non più ripristinato, e poi la TAV, l'alta velocità, per la quale sembra che non ci siano i soldi per completare la progettazione oltre Verona e forse Vicenza. Cosa si vuole fare di questo territorio? Emarginarlo ancora di più? Io credo che questo territorio abbia bisogno di rispetto e soprattutto di essere sostenuto in una visione nazionale di un'economia che sta perdendo colpi. L'Emilia ormai, guardando il PIL, ha superato anche il Veneto grazie proprio alle infrastrutture come l'alta velocità. Anche in questo caso il Veneto ha rispettato le regole ed è quello che poi alla fine si vede mortificato da scelte di pianificazione nazionale che sono veramente indecorose. Ed ora ci fermiamo, c'è la pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Ieri sera 20:10 ospite in studio Filippo Daverio, candidato alle europee con Più Europa in Comune. Ora sentiamo un estratto della trasmissione. C'è qualcosa che rassomiglia di più al racconto di Pinocchio, cioè i due disperati che si tengono, oppure lo storpio e il cieco delle culture medievali. Cioè un governo fatto di due personalità, le quali ognuno gli manca un pezzo per essere vero, e camminano insieme combinando dei teorici pasticci infiniti. L'altro tema è poi affrontare la politica europea e fregarci con lo spread. Costa molto di più la perdita di soldi dello spread di quella del reddito di cittadinanza, cioè con 3 cretinate messe in fila come scelte di politica internazionale si butta via tutto. E attenzione, lo spread non è dovuto alla cattiveria del Macron o della Merkel, lo spread è il mercato è per definizione libero, non si controlla, è come la borsa, cioè se uno fa stupidate in borsa gli va giù il titolo, non perché la borsa è cattivo, perché lui è stupido, sono due realtà diverse. Allora la incapacità di gestire i destini del paese in questo momento è drammatica, perché ci porterà in una dimensione che poi la paghiamo tutti. Non posso non fare questa domanda, lei che è un critico storico dell'arte di fama internazionale. Allora, se fosse un quadro, questo governo, che quadro sarebbe? Ci sono dei bellissimi quadri nel museo di Budapest. La fine dell'impero romano, il fulmine che casca, il popolo che è disordinato e scappa, gli edifici che crollano, una sorta di Pompei portata all'esasperazione. Ho l'impressione che questa sia la situazione attuale. E l'Europa che quadro sarebbe? Quello che attualmente non è lontano da quello. Il quadro potrebbe essere, vedete in mente quei quadri di Monet con tutti i papaveri rossi e la tranquillità estiva, la signora con l'ombrellino? L'Europa della civiltà. Cioè noi dovremmo immaginare un'Europa della civiltà. 1500 bambini delle scuole materne ed elementari a lezioni dai Vigili del Fuoco di Treviso, obiettivo parlare di sicurezza e sinergia, iniziativa alla quale hanno partecipato anche SUEM 118, Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. Nasini all'insù e sguardi stupiti dei bambini che oggi hanno partecipato all'iniziativa Sicurezza e Soccorso nella caserma dei Vigili del Fuoco di Treviso. Oltre 1500 i piccoli delle materne ed elementari che hanno guardato ed applaudito gli uomini del soccorso. Sì, perché assieme ai pompieri c'erano anche i carabinieri, il SUEM 118, la Guardia di Finanza e la Polizia. Queste iniziative vogliono evidenziare ai futuri cittadini di domani quello che significa lavorare in sicurezza, quindi in funzione di quelle che sono le situazioni talvolta anche di rischio, che la sicurezza comunque deve essere sempre messa al primo posto. Un viaggio nella provincia di Treviso per permettere a tutti i piccoli di varie scuole di vedere i Vigili del Fuoco al lavoro.
un'iniziativa che ha riscosso sempre un ottimo successo. Ieri a Conegliano 1500 bambini, a Oderzo 800 e domani al 51esimo storno ne sono previsti ben 3000. È una bella e ottima cosa per i bambini apprendere così in tranquillità cosa noi facciamo sulle strade. È importante che sappiano riconoscere quali sono le nostre divise, i nostri ruoli, il fatto che lavoriamo in maniera sinergica insieme ad altre forze, Vigili del Fuoco, Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza quando è necessario, e che tutti insieme l'unico obiettivo che abbiamo è aiutare le persone in un momento di difficoltà, ognuno per le proprie competenze. I piccoli sono passati dai mezzi dei Vigili del Fuoco, alle ambulanze, alle vetture dei Carabinieri e Polizia, fino all'attività della Polizia Locale, una giornata diversa che ricorderanno. 1, 2, 3! Prima di lasciarvi vi ricordo questa sera 20:10 in studio Herbert Dorfman della SPV e Fabio Pietrella di Fratelli d'Italia. Questa era l'ultima notizia, vi lascio le previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, buona serata. Ben ritrovati al meteo. Una nuova perturbazione atlantica si avvicina alle nostre regioni, le quali verranno investite da nuove piogge. Vediamo il dettaglio di venerdì 17 maggio. Sul Veneto andrà meglio al mattino con tempo più asciutto. Dal pomeriggio e dentro la serata nubi in aumento con piogge via via diffuse un po' ovunque. Temperature minime tra 8 e 12 gradi, massime tra 17 e 20 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la giornata risulterà grigia ma in genere senza precipitazioni. Non mancherà anche qualche schiarita più soleggiata. Entro la nottata possibili fenomeni sul Pordenonese. Temperature minime tra 10 e 12 gradi, massime tra 17 e 19 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove avremo rovesci e temporali frequenti, specie sui settori meridionali. Qualche pausa più asciutta invece altrove. Temperature minime tra 11 e 12 gradi, massime tra 19 e 20 gradi. Bene, questo aggiornamento meteo per ora termina qui. Arrivederci.